L'imbianchino bosniaco che a gennaio ha lasciato il Veneto per andare a combattere in Siria nelle file di ISIS, la cellula terroristica che propugna la guerra santa, non era solo. Oltre al figlio di 3 anni, che ora la moglie è rimasta a vivere nel Bellunese cerca disperatamente, con lui c'era anche un altro bosniaco residente in Alpago, precisamente a Palughetto di Chies. È un trentenne che sarebbe morto come l'imbianchino durante i combattimenti in Siria. E proprio questo trentenne si sarebbe preso cura del piccolo di 3 anni dopo la morte del padre e, stando a fonti investigative, dovrebbe trovarsi con 2 donne musulmane che se ne stanno occupando. Sono notizie che emergono con il contagocce, quelle contenute nei fascicoli dell'inchiesta della Procura di Venezia, che sta indagando per individuare eventuali cellule di fiancheggiatori alla causa della jihad in Italia e nello specifico in Veneto. Nel registro degli indagati ci sono 5 stranieri, tutti sospettati di essere delle figure di contorno alla campagna di reclutamento e proselitismo all'esercito del califfato, quei terroristi estremisti che in Iraq, Siria e Libia seminano la morte.